partiti. Noi siamo il centrodestra, continuiamo a presiedere il centrodestra, non abbiamo piani B, abbiamo un solo piano, quello di governare questa nazione, questi comuni e questa regione solo con il centrodestra. Serra le file del partito Luca De Carlo all'inizio di una campagna elettorale ancora da decifrare, con 86 comuni veneti al voto nell'Election Day del 12 giugno. Certo, rispetto alle precedenti tornate il peso specifico di Fratelli d'Italia è aumentato e ad accorgersene sono stati soprattutto gli alleati della Lega, con cui nell'ultimo periodo non sono mancate fibrillazioni. Un partito era abituato ad essere da solo, oggi vede che c'è una realtà che cresce, che però è una realtà che non vuole crescere a scapito della Lega, ma vorrebbe crescere a scapito dell'altra parte. Per noi gli avversari non sono certo la Lega, anzi con cui abbiamo ottimi rapporti, ma sono quelli che stanno nel campo del PD. A scapito di qualcuno della Lega che vorrebbe vederci divisi, no? A livello provinciale, a livello regionale, con i riferimenti nostri, Boff e Stefani, abbiamo rapporti assolutamente sereni. Stiamo costruendo in tutto il territorio alleanze che funzionano. Ma gli stati generali del partito meloniano, convocati a Silea, presenti tanti amministratori del territorio, sono serviti anche ad affrontare alcuni temi programmatici, il più urgente è quello collegato al caro energia. Ci sono pensionati che vivono con 500 euro, pagano un affitto e con quei 500 euro devono pagare le bollette che sono triplicate. Probabilmente gli mancano i soldi per mangiare alla fine del mese. Sul tavolo anche i temi più sensibili, diritti civili e gestazione per altri. Noi crediamo nei nostri valori e nelle nostre tradizioni. Sappiamo che il mondo sta cambiando. Vogliamo essere parte di questo mondo. Non vogliamo fare battaglie di retroguardia. Vogliamo essere ancora una volta futuristi, ben sapendo che ci sono delle cose, non ultima quella dell'utero in affitto, che qualcuno potrebbe pensare sia un diritto civile. Io credo che sia una barbarie, ma ce lo diranno gli italiani se